Quella fotografia era, credo, la prima volta che portavo un mitra, perché io ero sempre agito in città con le rivoltelle. Mi ricordo che sono stato con quel mitra e lo sapevo operare, perché per me era la mia battaglia, la mia lotta, il mio impegno è sempre stata la rivoltella per colpire il nemico. Quello che mi ha colpito soprattutto è stato l'abbraccio spontaneo di Longo e di Secchia che mi hanno ricordato, mi ricordavano, ti diciamo grazie per tutto quello che hai fatto, sei stato uno dei capisti più coraggiosi. Io ricordo questa parola di Secchia in modo particolare, il destino. Io ho un appuntamento con lui in Piazza Argentina, poi all'ultimo momento dico la staffetta, che poi è diventata mia moglie, lei tu l'appuntamento, io vado al Policlinico per liberare un partigiano che era stato ferito gravemente, che era stato portato per liberare, l'ho liberato. Mia moglie va all'appuntamento e circondata dai tedeschi e dai fascisti, l'hanno presa, torturato, fatto parlare per sapere dove ero io. Non ha parlato e mi sono fatto anche la vita. La situazione fatta dal cantautore di nostro mito, no? Ecco, no? Però quando me l'hanno presentato non lo volevo, ero un ragazzino piccolo, come fa a fare il gapista? E quello lì dice, te lo dimostro io subito. Mi ricordo che avevo bottiglie di Molotov, ha preso la bottiglia di Molotov e è andata a buttarla sul cambio tedesche in Piazza Rivoli a Torino. E poi è tornato, si è fatto male, l'hanno portato anche all'ospedale. Posso fare il capista adesso?